Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Stanno meglio i due piccoli accoltellati dal padre a Cianciana, il bambino di 7 anni è fuori pericolo, migliorano anche le condizioni della bambina di 3 anni. A Sicilia 24 parla il direttore sanitario dell'ospedale di Cristina di Palermo, dove i piccoli sono ricoverati. Ad evitare una tragedia più grande, a Cianciana un operatore del 118 e un carabiniere che hanno convinto l'uomo a consegnarsi. Addio piccoli abusi edilizi interni, approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Salva Casa. Ecco come cambiano le regole per le autorizzazioni. Siccità: per far fronte ai difficili mesi estivi a Messina arriva l'ordinanza contro gli sprechi d'acqua. Vietato lavare l'auto, ridotto anche il numero delle docce pubbliche nelle spiagge. Calcio, le ultime da Avellino sulla sfida di stasera che per il Catania vale la semifinale dei play-off di Serie C. Il Palermo dice addio al sogno Serie A, col Venezia finisce 2-1. Bentrovati. In apertura la tragedia avvenuta nel piccolo centro in provincia di Agrigento. Stanno meglio i due piccoli accoltellati dal padre a Cianciana. Il bambino di 7 anni è ormai fuori pericolo e migliorano anche le condizioni della bambina di 3 anni. A confermarlo il direttore sanitario dell'ospedale di Cristina di Palermo, dove i due bambini sono ricoverati. Marco Gullà. Hanno sbiaditi i ricordi di quello che è successo, ma quello che è importante è che nonostante la prognosi sia ancora riservata, le loro condizioni sono in miglioramento. I due ragazzini, rispettivamente di 7 e 3 anni, accoltellati dal padre a Cianciana, in provincia di Agrigento, sono ancora ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Cristina di Palermo e la prognosi rimane riservata. Il bambino di 7 anni ha iniziato a risvegliarsi lentamente, mentre la piccola di 3 anni resta sedata. Stanno meglio, come ci dice il direttore sanitario del nosocomio palermitano. Sta meglio, già è stato chiaramente stupato, è sveglio e si è cominciato ad alimentare da solo. Ricorda tutto, fa qualche capriccetto e credo che il personale dell'ospedale glielo faccia pure passare, lo accontenta volentieri. Anche lei si risveglia spontaneamente, non ha apparentemente problemi neurologici. Però è tenuto sotto sedazione perché ancora facciamo degli esami in attesa che i parametri vitali si ristabiliscano completamente. La furia del padre, la mamma, anche lei ferita. I due piccoli hanno in mente dei frame del tragico pomeriggio a Cianciana. Il bambino ha sprazzi di ricordi, ma i sanitari provano a distrarlo. E alla domanda se comunque sono fuori pericolo, il direttore del di Cristina risponde così. Il bambino sicuramente è fuori pericolo, la bambina credo che da un punto di vista di parametri vitali sia in uno stato, in una condizione buona. È chiaro che bambini così piccoli non possono dare garanzie perché si potrebbero scompensare ancora troppo presto. E ci sono degli eroi dietro questa tragedia, l'operatore del 118 e il carabiniere che hanno evitato conseguenze ancora più gravi. Intanto a Cianciana arriva la notizia del miglioramento, come abbiamo sentito, delle condizioni di salute dei piccoli e si tira un sospiro di sollievo. Lorena Dolci. Cianciana tira un sospiro di sollievo. Dai momenti della tragedia il sindaco Martorana è in costante contatto con i sanitari ed accoglie così gli ultimi aggiornamenti sulle loro condizioni. Oggi possiamo dire che siamo più tranquilli in quanto sia la mamma che il bambino sono fuori pericolo. Speriamo che anche i giorni la bambina abbiamo delle buone notizie per quanto riguarda anche la bambina. Ma resta lo shock di una piccola comunità dove tutti si conoscono e che non riesce a darsi pace. Daniele Alba viene descritto in paese come una persona violenta ed eccentrica. L'uomo, già segnalato in passato per maltrattamenti in famiglia, secondo alcuni vicini di casa era riuscito a costruirsi da solo anche un fucile artigianale. Un comportamento che non era passato inosservato, come riferisce un'amica di Aneta, la moglie polacca che risiedeva in paese da 15 anni. Nonostante ci siano stati molti più avvertimenti, perché non era la prima volta che lui aveva problemi di salute psichica, comunque nessuno faceva niente e nessuno si permetteva di fare più di quello che doveva.
Mentre la moglie ferita è riuscita a divincolarsi e fuggire per le scale con il bimbo più grande in braccio, il meccanico si barricava in casa con la figlioletta di 3 anni, anche lei accoltellata più volte. Fondamentale l'intervento di un operatore del 118, vicino di casa, che l'ha convinto a consegnare la piccola avvolta in una coperta, anche se era libero dal servizio. L'autista soccorritore non è solo un operatore che fa sbarellamento e sbarellamento. Questi ragazzi si trovano spesso in situazioni difficili e con grandi capacità riescono davvero ad approcciarsi nel modo migliore. Alla fine, dopo ore di trattative con un carabiniere del ROS, l'uomo ha deciso di arrendersi. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Salva Casa. Speriscono le contestazioni per i piccoli abusi edilizi interni e cambiano anche le regole per le autorizzazioni. Ecco cosa cambia nel servizio di Manlio Viola. Addio ai piccoli abusi edilizi e alle sanzioni per quelle modifiche effettuate dentro gli immobili negli anni, quegli stessi interventi che hanno impedito a tanti di usufruire del super bonus edilizio negli anni scorsi o che hanno messo nei guai cittadini e condomini ai quali sono stati revocati i benefici in un primo tempo concessi. Arriva il decreto Salva Casa. La norma proposta dalla Lega di Salvini è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Di fatto azzera le contestazioni per un muro spostato o una stanza allargata dentro casa, una veranda o una finestra spostata. Vengono eliminate le autorizzazioni obbligatorie per i piccoli lavori di modifica interna, semplificate le procedure per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e aumentata la tolleranza per le piccole difformità fra l'immobile e la sua versione originale depositata al catasto. La tolleranza su questi piccoli abusi attualmente è al 2% della superficie, adesso può arrivare per gli immobili più grandi fino al 5%. Fino ad ora inoltre, se la domanda di sanatoria non otteneva risposta si considerava negata. Con la nuova norma i comuni dovranno rispondere entro 45 giorni, altrimenti scatterà il silenzio assenso e dunque l'immobile sarà assenato. Basterà infine presentare solo una istanza di inizio attività per trasformare case residenziali in immobili a scopo ricettivo turistico come un B&B, scavalcando la lunga prassi di cambio di destinazione d'uso. Rischio siccità in tutta la Sicilia. A Messina sta per arrivare un'ordinanza che in realtà è stata firmata e verrà pubblicata per vietare l'utilizzo di acqua in determinati casi, come lavare la propria auto o annaffiare le piante di giorno e con l'acqua potabile. Anche le docce nelle spiagge, le docce pubbliche, verranno diminuite. Francesco Triolo. Vietato lavare la propria auto, vietato utilizzare l'acqua di giorno per irrigare orti o annaffiare giardini. L'emergenza siccità provoca i primi effetti e il comune di Messina si prepara ad emanare un'ordinanza che limiterà l'utilizzo di acqua dal mese di giugno. Il problema è legato alle risorse che arrivano dagli acquedotti, meno 15%, e se negli uffici della regione questo è un problema già conosciuto con il presidente Schifani che ha chiesto ed ottenuto stato di emergenza, adesso occorre passare ai fatti, con un razionamento che in estate ci sarà, ma quanto sarà dipenderà dal senso di responsabilità di ciascuno. La prossima settimana intanto arriverà l'ordinanza che prevederà multe e denunce per chi violerà le regole con i controlli affidati ai vigili urbani. Nell'ordinanza sarà inserita anche l'ipotesi di ridurre il numero di docce pubbliche in spiaggia a Messina. Al posto degli 80 presenti lo scorso anno ne saranno installate inizialmente solo 20. Il numero aumenterà solo se la situazione migliorerà, ma è difficile. Intanto AMAM ha lanciato l'azione esecutiva per recuperare un credito enorme nei confronti di 50.000 utenti. 6 messinesi su 10, lo dicono i numeri, non pagano le bollette dell'acqua. Dopo la fase dei distacchi e delle riduzioni di flusso idrico, sarà una società esterna a procedere ai recuperi coattivi, nel mirino soprattutto i condomini che hanno debiti consistenti. Adesso una breve pausa, continueremo subito dopo con altre notizie e servizi. Nella giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia di Stato si mobilita per aiutare le famiglie con alcune informazioni utili rivolte ai più giovani che spesso non sanno a chi rivolgersi quando hanno bisogno di aiuto. Simona Mazzone.
Sentiremo il servizio in un'altra edizione del nostro telegiornale, anche perché andiamo di fretta, perché oggi, come sapete, dobbiamo dare spazio al calcio, alle partite di play-off. Anche oggi, vi ricordo, subito dopo Sicilia 24 il punto con Luca Ciliberti, dedicato alle elezioni europee. Ancora una pausa e poi il calcio. E oggi, come dicevamo, è la giornata internazionale dei bambini scomparsi e sono diverse le iniziative messe in campo dalla Polizia di Stato. Sentiamo il servizio di Simona Mazzone. Le denunce di minori italiani scomparsi nel 2023 in Sicilia sono 508, un numero preoccupante che nasconde spesso dietro incertezze, violenze, bullismo, per cui i giovani, non trovando vie d'uscita, si allontanano da casa. Nella giornata internazionale dei bambini scomparsi la Polizia di Stato si mobilita per aiutare le famiglie, i minori a cercare aiuto e i genitori a percepire i segnali di disagio dei figli. Si parla di fenomeni di bullismo, di malessere all'interno della città, della casa, problemi a scuola, sono tutti dei segnali che devono essere colti tanto dai genitori che dagli stessi. Parliamo naturalmente di minori infra 16 e 17 anni, quindi già hanno una sviluppata capacità di discernimento, di comprendere bene che probabilmente è meglio, anzi sicuramente è meglio denunciare questi fatti anziché allontanarsi dai luoghi della loro vita quotidiana. La polizia ha realizzato un pieghevole informativo con tutti i contatti utili, ci sono diversi canali cui ci si può rivolgere, il sito web, il numero unico e un'app di semplice utilizzo, YouPol. Permette comunque di segnalare in tempo reale fatti particolarmente gravi, si parla delle violenze di genere, del bullismo, quindi anche allo spaccio di droga e perché no anche episodi di allontanamento. Diverse iniziative mirate alla prevenzione e all'informazione si terranno nei prossimi giorni a Catania. E adesso passiamo allo sport. Cominciamo dal Catania, che stasera per gli spareggi promozione di Serie C ad Avellino si gioca la qualificazione alla semifinale. Per le ultime notizie ci colleghiamo con il nostro inviato Marco Carli. A te Marco. Buon pomeriggio Adelaide, siamo proprio all'interno dello stadio Partenio Lombardi di Avellino, dove dalle 20:30 entreranno in campo e giocheranno la partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Avellino e Catania. In questo momento si sta allenando una squadra delle giovanili dell'Avellino, diciamo, che sta assaggiando il campo in erba sintetica che ospiterà la partita di questa sera. Stadio ovviamente vuoto, come vedete dalle immagini di Angelo Pandolfo, ma che sarà ribollente di tifo nella serata di oggi per sospingere ovviamente gli irpini. Ci saranno però 33 tifosi del Catania. Ieri chiusa la prevendita, sappiamo che non potranno assistere alla partita, non potevano assistere alla partita i residenti in Sicilia, bisognava anche essere proprietari della tessera del tifoso per accedere. 33 tifosi del Catania non residenti in Sicilia saranno qui al Partenio per assistere all'incontro. Per quanto riguarda le probabili formazioni partendo dalla squadra di casa dell'Avellino, vi dico che ci possono essere dei ballottaggi in difesa fra Rigione e Cancellotti, al centrocampo fra D'Ausilio e Rocche. C'è anche una variante importante, la possibilità di vedere Sgarbi insieme a Gori e Patierno che combineranno in avanti per quanto riguarda la squadra di Pazienza, allenata da Pazienza, che deve recuperare dopo l'1-0 subito dal Catania nella partita di andata. Andiamo invece a vedere la probabile dei rossazzurri con tante conferme, un'opportunità probabile per Ndoi a centrocampo dall'inizio della partita o a partita in corso. Vi ricordo per finire il collegamento con Telecolor, la diretta di questa sera a partire dalle 19:30, un ampio prepartita fino al fischio d'inizio e poi commenteremo insieme dallo stadio e da studio l'incontro del Partenio per finire poi dopo 4 ore live con le interviste ai protagonisti. Il meteo, e chiudo, per il momento nuvoloso, coperto qui su Avellino, è prevista pioggia durante il pomeriggio ma consistente, diminuirà durante le ore della partita, questo almeno secondo le previsioni. È tutto per ora dal Partenio, a te Adelaide. Grazie Marco, buon lavoro. Noi continuiamo con il nostro telegiornale e parliamo del Palermo che è stato
eliminato. Non riesce la grande impresa ai rosanero, sconfitti anche a Venezia nel ritorno della semifinale playoff. 2-1 per i veneti che vanno in finale. Marco Gullà. Nessuna impresa, nessun sussulto. Il Palermo perde anche il ritorno ed esperti informatici non vanno in campo. Ci fermiamo qui, vi ricordo subito dopo questa edizione di Sicilia 24 la trasmissione Il Punto di Luca Ciliberti dedicata alle elezioni europee. Grazie per averci seguito, buona giornata.